transizione, autoconsumo, i veri e propri tasselli del welfare, dell'economia di futuro che accennavamo proprio in apertura di questo convegno, e non solo del futuro. E quindi ora è il momento di dare la parola in collegamento all'ingegnere Matteo Giulianello, ricercatore presso la ricerca sul sistema energetico RSE, dove approfondiremo appunto le comunità energetiche, l'autoconsumo collettivo tra modelli esistenti, meccanismi di funzionamento, ottimizzazione e ritorno degli investimenti. Allora, quello che proverò a fare oggi è darvi un po' di informazioni ed indicazioni su due aspetti principali, andando quindi a puntualizzare alcune delle tematiche, degli aspetti che sono stati raccontati anche dai colleghi che hanno parlato prima. In una prima parte cercheremo di fare un po' una valutazione di quelli che sono i valori in gioco, sia rispetto ai meccanismi di incentivo attuali che rispetto a diciamo i contenuti che sono presenti nella bozza che è circolata rispetto al nuovo meccanismo incentivante, per poi cercare di atterrare invece su alcuni modelli, perché non dobbiamo dimenticare appunto che le comunità energetiche sono dei soggetti nuovi del sistema elettroenergetico un po' particolari, cioè nascono chiaramente con una finalità che non è tanto quella di generare nuova energia, ma fare questa generazione per poter rispondere a delle esigenze, dei bisogni che sono identificati dai membri e dagli attori che vivono nel territorio. Quindi questo è l'elemento che non dobbiamo mai dimenticare nel momento in cui ci immaginiamo di andare a costituire un nuovo soggetto giuridico, una nuova impresa di territorio. Due parole su RSE. RSE fa parte del gruppo GSE. Siamo, da come si può intuire dal nome, ricerca e sistema energetico, siamo il soggetto che si occupa di ricerca all'interno del gruppo. Sul tema delle comunità, che sono un po' di anni che ormai abbiamo iniziato a lavorare, diciamo, le direttive di riferimento partono dal 2018-2019 e noi è da quella data che abbiamo iniziato a dare una mano ai nostri committenti per introdurre le definizioni nel contesto italiano, e poi in realtà è dal triennio di ricerca scorso. RSE come Enea, come CNR lavora su dei piani triennali di ricerca. Nel triennio di ricerca scorso abbiamo iniziato ad approfondire appunto un po' i meccanismi di funzionamento delle comunità, in parte seguendo direttamente alcuni casi studio, in parte invece andando ad analizzare iniziative che sono nate grazie appunto al recepimento della direttiva rinnovabile, quindi l'introduzione della possibilità di costituire comunità energetiche e schemi di autoconsumo collettivo sul territorio italiano. Allora, se oggi noi volessimo costituire una comunità energetica, come appunto è stato detto poco fa dall'ingegner Mango, noi possiamo già farlo grazie alla normativa transitoria che dall'inizio del 2020 sostanzialmente ci consente di pianificare e poi esercire una comunità energetica. Quello che mi preme sottolineare è che da un lato siamo stati per una volta bravi a livello italiano, nel senso che siamo stati tra i primi a introdurre regole chiare ed esplicite per l'autoconsumo collettivo e per le comunità dell'energia, in anticipo rispetto a quelle che erano le scadenze del recepimento della direttiva rinnovabile. Dall'altro, l'elemento che va sottolineato è che dalla pubblicazione in Gazzetta delle regole, quindi diciamo per costituire le comunità, marzo 2020, all'effettiva possibilità di costituire le comunità, dicembre 2020, sono passati 9 mesi. Perché sono passati 9 mesi? Perché questo nuovo meccanismo era completamente nuovo rispetto a quanto esisteva precedentemente, rispetto all'incentivazione delle rinnovabili. Fino al marzo del 2020, gli incentivi sulla produzione di energia da fonti rinnovabili erano sul totale dell'energia che veniva immessa in rete. Quindi gli impianti venivano fatti, appunto, passatemi il termine, il più grande possibile, perché il maggiore beneficio c'era rispetto al totale dell'energia che veniva immessa in rete dall'impianto. Con l'introduzione del concetto di energia condivisa, che è stato raccontato molto bene nell'intervento precedente, noi introduciamo una cosa nuova che prima non c'era, cioè dobbiamo essere bravi a progettare l'impianto, ma quell'impianto deve essere progettato sulle nostre capacità di consumare l'energia.
perché l'incentivo lo prendiamo su quello, sulla capacità di consumare l'energia che viene immessa in rete in ogni ora dall'impianto di produzione. Quindi il massimo dell'incentivo non lo riceveremo più sull'impianto più grande possibile, ma sull'impianto più grande possibile per il quale siamo sicuri che noi come comunità siamo in grado di consumare l'energia in un perimetro particolare che nel recepimento anticipato era quello della cabina secondaria, che passa a cabina primaria con il recepimento finale della direttiva rinnovabili. Il modello incentivante che era stato pensato era un modello incentivante di tipo addizionale, una feed-in premium come viene chiamata in gergo, cioè ci viene riconosciuto il prezzo dell'energia su tutta l'energia che noi immettiamo in rete e dopodiché sull'energia che siamo bravi a condividere riceviamo un incentivo di 100 euro al megawattora per l'autoconsumo collettivo, di 110 per le comunità. In più riceviamo una restituzione di alcune componenti della bolletta perché, essendo un meccanismo di tipo virtuale, cioè se tutti noi decidessimo di costituire una comunità, ciascuno di noi potrebbe continuare a scegliersi il suo fornitore, ok? Siccome però lavorando in comunità riusciamo a condividere l'energia, su quell'energia condivisa ARERA ci dice che abbiamo pagato un po' di più del dovuto perché abbiamo usato meno rete, abbiamo impegnato meno rete, quindi abbiamo dato un beneficio alla collettività e quindi ex post ci saranno restituite anche queste componenti di 10 euro per l'autoconsumo e di 8 euro al megawattora per le comunità dell'energia. Questi valori, quindi prendiamo il caso delle comunità energetiche di 118 euro al megawattora, si vanno a sommare al prezzo dell'energia, di tutta l'energia che noi immettiamo in rete. Okay? Quando è stato pensato questo meccanismo incentivante, eravamo in un mondo diverso rispetto a quello attuale o a quello dell'anno scorso. Cioè la media del prezzo dell'energia dal 2015 al 2019 si aggirava tra i 50 e i 60 euro al megawattora, quindi le nostre bollette, se guardavamo al kilowattora, erano tra i 5 centesimi di euro al kilowattora e i 6 centesimi di euro. L'anno scorso, il prima con il Covid, ci siamo resi conto che quei valori sono sensibili di fluttuazioni legate a soggetti esterni che possono condizionare il mercato. In particolare l'anno scorso quei 50 euro al megawattora a luglio e ad agosto hanno superato i 400 e i 500 euro al megawattora. Quindi capite bene che quell'incentivo andava a sommarsi a un valore dell'energia già molto alto. Non dimentichiamo che l'incentivo, proprio dal punto di vista concettuale, serve per tenere sul mercato delle tecnologie che oggi sul mercato non ci starebbero da sole. Okay? Quindi se il mercato ci paga l'energia a un prezzo così alto, quell'incentivo diventa quasi superfluo. E in particolare quell'incentivo noi, tutti gli utenti, lo pagheremo nelle bollette nei prossimi anni. Di conseguenza dobbiamo prestare molta attenzione a come viene costruito l'incentivo. Tutto questo panegirico viene fatto perché poi vi racconterò come è stato pensato l'incentivo nuovo. Che cosa è successo quindi per chi ha realizzato impianti a partire dalla fine del 2020 e li ha eserciti nel 21 e nel 22? È successo che nella costruzione del business plan l'andamento dei tempi di ritorno dell'investimento stava sulla linea blu, cioè progettando un impianto da 200 kW con una capacità di condividere più o meno la metà dell'energia che veniva immessa in rete, noi ci potevamo aspettare un tempo di ritorno che stava intorno agli 8 anni. Il prezzo dell'energia, come detto, che è cresciuto tantissimo, attualmente appunto siamo intorno ai 140-150 euro al megawattora, ma l'anno scorso è arrivato, la media è stata di 310 euro al megawattora, quindi 6 volte tanto, ha fatto sì che in realtà ci siamo mossi negli anni scorsi sulla linea grigia o sulla linea arancione. Poi fortunatamente i prezzi attualmente stanno ricominciando a scendere, l'attesa è che possano continuare a scendere, almeno per qualche anno, e quindi il VAN che vedete qui in fondo fortunatamente non esiste, anche perché ce lo ripagheremmo in bolletta evidentemente. Però chiaramente invece i tempi di ritorno sì, perché i prezzi hanno funzionato in questo modo. Quindi bene chi ha fatto le sperimentazioni nei primi anni.
Come detto, 2021, fine 2021 abbiamo recepito le 2 direttive rinnovabili e mercato nella loro interezza, introducendo alcuni elementi di novità. Passiamo da una potenza per ciascun impianto incentivabile nella comunità energetica, aperta e chiusa parentesi, una comunità energetica potrebbe detenere un impianto di qualsiasi potenza, ma su quello non prenderebbe un incentivo, ok? Passiamo da una potenza incentivabile fino a 200 kW per ciascun impianto a una potenza fino a 1 MW. Quindi capite bene che aumentano i fattori economici in gioco, i fattori economici e finanziari in gioco, aumenta la possibilità di utilizzare delle tecnologie diverse. Secondo elemento, passiamo da un perimetro di cabina secondaria, che anche qui possiamo identificare come quello di un quartiere, per intenderci, o di una strada, qualche decina di utenze connesse, ok? Decina, centinaio di utenze connesse a un perimetro di cabina primaria. Anche qui, come numerosità, ci sono circa 500.000 cabine secondarie in Italia e circa 2.500 in Italia di cabine primarie. Quindi capite bene che l'ambito su cui le comunità energetiche andranno ad agire diventa molto, molto più grande, molto più rilevante. Anche questo, la numerosità ha fatto sì che l'identificazione dei perimetri sia stato uno dei problemi principali per chi ha cercato di sperimentare l'attivazione di comunità energetiche negli anni passati, perché il meccanismo prevedeva una richiesta ai distributori e l'identificazione della cabina primaria ai distributori non è una cosa semplice, 1 in termini di numerosità, 2 in termini di funzionamento del sistema elettroenergetico. Nel TIAD, invece, che è stato presentato prima, veniva detto che entro il 28 febbraio i distributori avrebbero dovuto pubblicare sul proprio sito internet i perimetri delle cabine primarie, e quindi il distributore di Vicenza, per esempio, ha fatto la sua mappatura identificando sostanzialmente 3 ambiti di perimetro di cabina primaria, quindi collocatevi dove pensate di avere la vostra attività e lì dentro potete immaginare di realizzare una comunità che riceverà un incentivo. La stessa cosa l'ha fatta in distribuzione per il resto della provincia di Vicenza. Allora, è chiaro che stiamo parlando di progetti che si svolgono su un territorio e quindi che hanno delle finalità che sono sicuramente più ampie rispetto alla mera produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, come appunto invece è avvenuto all'inizio. Vado veloce su questo aspetto perché A è una bozza e quindi potrebbe essere passibile di cambiamento, B mi serve per darvi un po' di ragionamenti sui modelli che invece abbiamo un po' incontrato nei primi anni, che ci aspettiamo che ci siano anche in futuro. Allora, queste simulazioni le abbiamo fatte appunto sulla bozza di decreto incentivi che è uscita, che ha alcuni punti fermi. Allora, c'è una parte fissa di incentivo indipendente dall'andamento del mercato e una parte che invece è condizionata dall'andamento del mercato. La seconda parte importante da sottolineare è che ci sono 3 livelli di incentivo, uno per gli impianti fino a 200 kW, uno per gli impianti tra i 200 e i 600 kW e il terzo per gli impianti tra i 600 e 1 MW, con dei valori massimi di incentivazione che diventano decrescenti sull'energia condivisa, quindi 120 per gli impianti fino a 200, 110 per gli impianti fino a 600 e 100 per gli impianti fino a 1 MW. Dopodiché il meccanismo è esattamente lo stesso che vi raccontavo prima, ci viene premiata tutta l'energia che immettiamo in rete e riceviamo un incentivo su quanto siamo bravi a condividere. La bozza di incentivo poi dice un'altra cosa molto importante e che ci aspettavamo un po' da qualche tempo, cioè che questi incentivi saranno cumulabili con i contributi a fondo perduto, in conto capitale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per un massimo del 40%. Quindi se noi prendiamo il 40% di contributo in conto capitale, poi ci dobbiamo aspettare che la tariffa incentivante che prenderemo sull'energia condivisa sia detratta del 40%, idem 30-30, a seconda del contributo che andremo a chiedere. Dopodiché abbiamo fatto 3 simulazioni, cioè una prima simulazione nel mondo pre-Covid, pre-conflitto Russia-Ucraina. Una situazione più o meno attuale, quindi prezzo dell'energia a 150 euro a megawattora,
e una situazione invece in cui succede qualcos'altro che potrebbe andare a peggiorare. Allora, quello che ci siamo resi conto è che utilizzando i fondi del PNRR, mantenendo circa il 50% di condivisione, quindi senza andare a forzare eccessivamente, e collocandoci nel Sud Italia dove abbiamo un buon irraggiamento, prevediamo dei tempi di ritorno sono tra i 6 e i 7 anni qualora il prezzo dell'energia tornasse a valori di 50 euro a megawattora, e ovviamente che si vanno a accorciare fino a 2,5-3 anni a seconda dell'aumento del prezzo dell'energia. Dopodiché abbiamo provato a fare qualche simulazione modifica, cioè nel caso in cui siamo un po' più bravi a condividere l'energia e quindi condividiamo il 70%, non cambia molto a prezzi alti dell'energia perché evidentemente l'incentivo pesa meno, e invece migliora la prestazione a prezzi bassi dell'energia perché appunto l'incentivo interviene di più. Analogamente si può intuire che se noi invece siamo pessimi nella progettazione dell'impianto e lo facciamo al di fuori della portata dei nostri consumi, i tempi di ritorno a prezzi bassi dell'energia si allungano molto. Okay? Dopodiché abbiamo fatto una simulazione per chi non vuole, decide di non ha capitale, decide di non richiedere fondi del contributo fondo perduto del PNRR. Quello che si vede è che il tempo di ritorno dell'investimento cambia di poco, ma sicuramente aumenta il valore attuale netto alla fine dell'investimento, perché appunto l'incentivo viene preso pieno e non detratto del 40%. Infine, ultima riflessione che abbiamo provato a fare è di spostarci al nord Italia, quindi una producibilità molto più bassa, 300 ore all'anno in meno abbiamo identificato, ma la bozza di decreto ci dice che ci sarà una parte fissa della tariffa un po' più alta, e quindi a prezzi bassi dell'energia comunque abbiamo un ritorno dell'investimento che è previsto tra i 9 e i 10 anni, sempre appunto con una condivisione del 50%. Allora, questi valori teniamoli a mente perché in realtà appunto la finalità della comunità energetica non è quella di appunto generare valore finanziario ed economico. Quel valore finanziario ed economico deve essere utilizzato per rispondere a dei benefici e a delle necessità che vengono identificate dai membri della comunità stessa. E sostanzialmente noi abbiamo fatto un'attività di mappatura al 2021, quindi riferita al decreto diciamo nella fase transitoria, quindi progetti piccolini, che ha identificato 3 modelli diversi organizzativi e di funzionamento. Un primo modello che potremmo definire a guida pubblica. Questa è una fotografia del comune di Magliano Alpi, che ha realizzato un piccolo impianto fotovoltaico intanto che aveva sviluppato le sue attività di retrofit del municipio. Perché è importante un modello di questo tipo? Allora, il primo appunto è perché ci sono 2,2 miliardi di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che verranno veicolati verso comunità che si costituiranno in comuni sotto i 5.000 abitanti, quindi comuni piccoli come quello di Magliano Alpi che ne ha 2.000, comuni piccoli dove l'amministrazione pubblica può giocare un ruolo molto importante, sia in termini di capacità aggregativa, come appunto diceva la dottoressa Mango, l'ingegnere Mango, ma sia in termini anche di investimento. Cioè, se noi qui a Magliano Alpi non avessimo avuto il comune a provare a fare questo tentativo di costituzione della comunità, non ci sarebbero probabilmente stati molti attori capaci di sviluppare iniziative di questo tipo. È chiaro che si pongono delle questioni. Al crescere della complessità degli impianti, forse i comuni non hanno più le stesse capacità di poter realizzare interventi. Immaginatevi un comune di 2.000 anime che decide di realizzare un investimento da qualche milione di euro. È chiaro che la domanda è chi si prende la responsabilità e in secondo luogo con quali finalità. In questo caso il comune ha deciso di utilizzare finanziamenti pubblici per rendere disponibile la palestra a tutte le organizzazioni del territorio, quindi utilizzando fondi pubblici per dare un servizio di tipo pubblico. Nel momento in cui andiamo a realizzare un investimento invece molto più importante, che probabilmente prevede dei ritorni economici molto più alti, deve esserci anche chiaro in mente dal punto di vista organizzativo che cosa si andrà a fare di queste risorse, e se l'investimento lo fa il pubblico, l'attesa è che vengano utilizzate per finalità pubbliche.
Secondo modello è un modello invece molto privato, qui siamo a Napoli, sono 3 organizzazioni del terzo settore che si sono messe insieme per realizzare un impianto da 50 kW in un contesto ad elevato grado di povertà energetica e anche di povertà economica, quindi in un contesto dove questa comunità, se non ci fossero stati loro, probabilmente non sarebbe stata fatta. Qual è il valore di un'iniziativa di questo tipo? È un valore sicuramente di tipo informativo e comunicativo. L'intervento è stato fatto su una fondazione che si occupa di servizi socio-educativi, quindi i bambini hanno adottato questa comunità e l'hanno portata nei palazzi che vedete qui dietro dove vivono. Palazzi di edilizia residenziale pubblica, e quindi il comune qui è arrivato a traino, cioè le famiglie hanno chiesto al comune stesso di pensare di costruire una comunità energetica sfruttando appunto le superfici dei tetti. Qui siamo in un'iniziativa in cui è il privato a decidere. Qui l'esempio che vi ho portato è quello di fondazioni che hanno finalità sociali, ma immaginatevi un distretto industriale, un distretto produttivo in cui abbiamo 3-4 piccole e medie imprese che decidono di mettersi insieme. Le regole di funzionamento della comunità vengono fatte tra loro, il comune non c'entra nulla in quel caso, e si decide come saranno utilizzati i fondi derivanti dalla vendita dell'energia e dall'incentivo. Okay? Il terzo modello è un modello ibrido, e vado a chiudere perché è finito il tempo, in cui il soggetto iniziale che vuole costituire la comunità appunto la vuole costituire ma non ha né le competenze né le risorse, e quindi si appoggerà a un soggetto terzo, magari a un soggetto industriale o un soggetto che si occupa di produzione e vendita di energia, che quindi non può di per sé costituire comunità energetica per la legge italiana, ma può fornire dei servizi. Allora, qual è l'elemento rilevante in questo caso? È che il comune, in questo caso per esempio, deve avere la capacità di valutare se il progetto che viene proposto dal soggetto esterno al territorio è un soggetto che toglie valore al territorio oppure dialoga con il territorio e quindi lascia un po' di risorse derivanti dal funzionamento della comunità al territorio stesso. Quindi bisogna trovare un modo per intermediare la necessità di ritorno dell'investimento da parte di chi fa l'investimento, quindi magari un soggetto industriale, e la necessità appunto che questo sia un progetto di comunità. Chiudo dicendo semplicemente che quello che abbiamo davanti a noi è un percorso che appunto è partito, sul quale c'è tantissimo interesse, tantissima volontà di partire, tantissima attesa. Ma siamo alla partenza, siamo all'avvio, cioè non dobbiamo l'attesa che tutto si compia e tutto si compie immediatamente in modo estremamente complesso. Va benissimo che i primi progetti siano piccoli perché ci permettono di sperimentare, va benissimo che siano tarati nel territorio. Detto questo, abbiamo bisogno, siccome non stiamo realizzando solo degli impianti ma stiamo costituendo appunto delle nuove realtà che poi operano nel territorio, abbiamo bisogno che all'interno della comunità crescano le competenze organizzative, gestionali, manageriali, perché queste nuove realtà devono poter generare cose nuove nel territorio grazie alle risorse economiche che arrivano, e quindi bisogna costruire dei progetti che abbiano una finalità appunto di sviluppo locale, di contrasto alla povertà energetica. Possono essere completamente diverse da un territorio all'altro, quello non è importante, ma l'importante è che ci sia una progettualità dietro. Io vi ringrazio, ho concluso, poi ovviamente per qualsiasi domanda, necessità potete anche contattarci in seguito